Siamo di nuovo insieme. L'imbucato mi imbuco anche fuori, dentro e fuori. Ma questa volta iniziamo questa avventura dell'imbucato con una donna bellissima, fascinosa, elegante, baronessa. Essa è Ginevra Virgilio. Ma dove? Sono io! Ah, che emozione, che felicità, che gioia essere con te, Claudio. Andiamo, che facciamo stasera? Dove mi porti? Tu che sempre Dove mi ti fai porto? sognare. Guarda, ti faccio conoscere un uomo famosissimo in ogni angolo. Speriamo. In ogni angolo del mondo. Sai chi è? Chi è? In ogni angolo del mondo, famosissimo in questo periodo? In questo periodo. Babbo Natale, sicuro. Babbo Natale, andiamo. Ciao Babbo Natale. Ma sono due, la Ma babbessa. adesso Babbo Natale ti porti anche la babbessa? Sì. Ma sono stupendi, guarda, io mi vorrei sedere qua. Posso? No, perché? Già ti vuoi sedere? Come le bambine piccoline che vanno da Babbo Natale ed esprimono il desiderio. Io mi siedo sul trono. E quindi il desiderio lo esprimo. E allora sediamoci qua. La guarda. babbessa. Mettiamoci in posa. Cosa Sì, dici, ok, la babbessa bene? è troppo bella, non la inquadrare. Inquadra me. Inquadra lei. Inquadra me. Abbiamo Allora, fregato il trono a Babbo Natale. ma non puoi stare qui, se passano i bambini si spaventano. Ma come ti permetti? Esci Claudio, esci perché Va bene. questo è il posto di Babbo Andiamo. Natale, i bambini si spaventano. Ma come? Ma tu ti vuoi alzare? sì, certo, mi alzo subito. Con La uno baronessa si scappellino. alza. Ma vi porti in un altro posto, andiamo. Il palcoscenico è tutto nostro. Tutto nostro, Claudio, che facciamo? Danziamo, balliamo. Balliamo, mo ci cambiamo. Tanto noi sappiamo fare tutto. Tutto. Guardate questa città illuminata a festa. Adesso ci imbucheremo Dove ci imbucheremo? in mezzo alla gente. Sul corso. Sul corso. Facciamo vasche. Vasche contro vasche, ma tu sei nata. Io sono nata a Via Rabbia, cresciuta a Via Rabbia. Veramente? Sì. Pascolavi pure. Ma sì, ma facevo di tutto. No. Brucavi. Sì, brucavo. Quando ancora non esisteva l'isola pedonale, c'era Corso Mazzini. Ma stupendo, guardate, bellissimo. Indovinate dove siamo seduti? Ci stiamo riposando un pochino, è vero Gina? Sì, e dove siamo, Claudio? Dove siamo? Siamo seduti dietro di noi, indovinate chi ci sono? Le sbronze riaciche. Hai rovinato la battuta! I bronzi di Riace. Di Sosmo, un'opera meravigliosa, ma questo è un museo all'aperto meraviglioso, è un salotto, ce lo invidiano tutti, Claudio. Ma come no, grazie a questo grande sindaco, grazie a Chiuto, grazie veramente, una città meravigliosa. Cosenza è diventata la capitale del sud Italia. Assolutamente sì, siamo nordici noi. Molto, andiamo. Sono in ginocchio davanti a lei, davanti al mio grande amore. Ti dichiaro il mio grande amore. Ma veramente? Ma quindi non è vero quello che si dice? Ma non è vero niente. Sono tutte tutte calunnie, favole. calunnie. Tu sei innamorato di una donna. Ma certamente sì. E che donna? Ma di te. Ma che faccio cambiare idea anche? Ma guardate questa scultura, non so se è Romea e Giulietta. Romeo. Giulietto e Romeo. Giulietta e Perché Romea. oggi non si capisce oggi. No. Però si amano, ce la fa. Mi sono alzato. Un po' di freddo, un po' di reumatismo. La prossima volta dimmelo che ti tiro. Allora, adesso ti porto in un salottino dove ci sono solo donne. No. E andiamo. Claudio, sei un po' più bassino. Ma sentite, io sono senza tacchi. Sei tu un po' c'hai più tacchi. bassino, No, sei. tu c'hai tacchi. Si vedono tutti gli occhiali, io non sono truccata. Ma nemmeno io. Ma tu che ti devi truccare? Io già sono un trucco, figurati mi metto un trucco. La baronessa essa si deve cambiare. Entriamo. C'hai un filo
filo sul microfono. Gesù, Ma come mi è mai? volato un filo. La baronessa è andata a cambiarsi e non da solo c'è l'ira di Dio dicendo, è un aperitivo, mi imbuco. Buonasera, buonasera, buonasera. Ma quante donne? Quante donne ci sono? Come stai, amica mia? Noi abbiamo fatto un salotto insieme. Sì, ci siamo tanto divertiti. Sì, abbiamo fatto le tavole. Tu sei bravissima. Brava. Ho fatto pure i taralli. Ma brava, tu fai tutto, grande cuoca. Mangio un tarallo. Mi devo togliere il guanto. Ormai non mi serve più, ho già fatto col guanto. Ciao, come stai? Guarda, lei... tu... Ma complimenti, sei benissimo. Grazie. Come va? Tutto bene. Tutto bene? Sì, Tu hai Tarallucce e vino. un animale finto. Sì, sempre finto, sintetico. Tutto è finto. Tutto. Tutto finto, eh. Peccato. Non c'è nulla di casereccio. No. Ciao, Maria della Hai. Inquadra un po' il look. Lei mi ricorda, sapete che è una grande star, Cher. Cher, molto aggressiva. È una teenager. È una teenager. Complimenti. Grazie Claudio, grazie. C'è movimento. È una teenager. Sì, abbastanza, poi sono gli amici che ci vediamo sempre. Il tarallino della Gem. Vieni qua, amore. Ma guarda, vieni qua. Vieni qua. Beatrice, è bella. Beatrice è un'artista. È vero. Vero. È la figlia di Cher, di Maria dell'Aia. Ah, è arrivata. Eccola, Ecco l'altra parte. No, è troppo sexy L'altra così. parte, guarda, ci vuole anche il cappottino. No, ci vuole il Io cappottino. troppo sexy, Misurati mio il fidanzato cappottino. mi Un po' più truccata devi essere tu. Hai un trucco un po' smorto. Troppo bianca sei, troppo. Ok, amore mio. Ok, ciao. Oh mio Dio, è troppo sexy, il mio fidanzato non consentirà. Ma tu devi stare con me, deve lavorare. Mi lei. porti per cattive strade. Hai un po' di cipria per me che mi devo truccare. Pure io mi devo truccare, oggi tutti struccati. Però ti sta bene così. Lo posso comprare? Vieni qua. No, la bella. No. Aspetta, Guardate. io vicino la bella. Ma guarda lei che si sposa. No, sì. Una pazza. Lei è la bella di Cosenza, quando andiamo alle feste io e lei balliamo come due pazze. Sì, la Lecciso e la sorella fa. La Lecciso che la Ma lei è chic, molto Chanel. Lei è di un raffinato. Tu sei chic. Sempre di classe, di grande. Grazie. Basta, ti faccio Guarda lei. troppi complimenti mi hai fatto, sono geloso. Ma chi? Oh, mi è caduta le spalle. Come bellenda. Ginevra! Mamma mia! Finalmente in mezzo a tante. Un gallo vero, questo è un gallo Un vero. uomo vero, Claudio, ma veramente, un uomo vero, ragazzi, l'abbiamo braccato, guardava le vetrine. Guardavo le vetrine e poi ho visto questa bella donna e guardavo all'interno del negozio, devo dire la verità. Ah, non hai visto me? Vabbè, a te ti vedo sempre, dai Claudio. Direi, io sono la conduttrice, non ho voluto, vabbè, allora. La conduttrice sono io. Tu sei la valletta, io sono la Ma stai zitta! Ho visto una pelliccia, è finta, aspetta, è finta come me. Come mi sta? Come sta il ghepardo a me uguale? La coda dove la mettiamo?
Non ce la faccio. Io la metterei No, non c'è- dietro. Ma non puoi essere così volgare. Baronessa Essa, cosa c'è Lascia scritto? sta che nu piretto. Ma è stupenda, è geniale questa frase. Ma il piretto è un frutto antico. Veramente? Certo, io a Rossano Ma funziona sempre? una bomba. Bene. L'hai mai provato? Sempre. Funziona? Sempre. Vieni in quadra prima a me che io dico, signore e signori, chi c'è? Alice! Ok, facciamo. Così. Decido io, non voglio Non suggerimenti. lo fare incavolare. Non voglio suggerimenti. Per favore. Un amore, un tesoro, un ospite d'onore eccezionale. È vero? Sì, tutto quello che dici tu, che non ho sentito, cosa hai detto? Alice! Eccola Alice, che carina. Madonna, ma è bellissimo, ma lo voglio pure io, ma si può fare anche così le padrone come il cane. È un albero di Natale. State piombo. Parla. Ciao. Carina che Alice. Poveretta, l'hai incecato. Quanti anni c'hai? 25, Cosa fai nella vita? dentista. Veramente? Vabbè, ci Ah, serve. Ci serve, c'è un serve. sorriso Vediamo, d'urban. no, vabbè, dobbiamo venire assolutamente, sì, sì. E ma ti do uno scoop che tu non saprai sicuramente. È la dentista di Pasquale, il cameraman! Pasquale, grande Pasquale! Ma guarda che sorriso Un che applauso fa! a Pasquale, Ma fatemi! prego, un applauso. Viva Pasquale! Era timida, non voleva fare nulla. Cin cin. Mi aiuto. Mi aiuto. Tarallucci e vino. vino. Noi Tarallucci concludiamo sempre e così. vino. Le nostre cose, tarallucci e vino. Sono con una donna, ma che donna, ma che professionista. No, vabbè, no, io non posso parlare perché siamo parenti, quindi sono di parte. Non posso dire niente su di lei, sarei di parte. Ma tu in questo periodo cammini con gli sci, no? Ecco. Sì, Corso Mazzini esco con gli sci. Ma è vero, lei, Bianca Zuppi, è una grande sciatrice. Sì, grande. Ti vedo in bota, è già iniziato. Me lo dico da sola, grande sciatrice. Grande sciatrice perché tu sci da bambina. Sono appassionata di montagna e di sport invernali in genere. Scusa, l'animale che c'è in me Ecco, questo si ribella. è il nevicato. Ma tu- Sarà un Natale bellissimo. Ma tu sei un brillante avvocato. Brillante? Non sono un avvocato, brillante lo facciamo dire agli altri. Vedo un maschietto. Scusa. No. Sei amico di Beatrice? Sì, molto. C'è un giucio? No. Non c'è un giucio. Guardate la baronessa con l'animale. Imbriaca. Chiamato Carlo. Sei imbriacata. Chi è Carlo? Serata bellissima. Sì, devo dire sono soddisfatta degli auguri che ci siamo scambiati con tutti gli amici. Io dovrei fare l'imbucato, però mi piace più così. L'animale ti vuole. Oh yeah. Baronessa stessa, mettimi qua. Fatta, scusami. Abbiamo la Ma che mamma e la bello, figlia. ma Guardate anch'io lo che voglio. è un portafortuna, il tarallo, questo è durissimo. Sei molto brava. Prossimamente in questa primavera faremo una mostra come avevamo detto. Assolutamente. Vista la moira degli elefanti? Ma chi è? Era qua? È qui su, fagliela vedere. Ah no, è andata via. Comunque c'era una moira degli elefanti. Sì. Meno male che c'era vera. No. Non l'ho vista, ho fatto finta di non vederla, è lei che mi inseguiva. Ma non si dice! Non si dice! Non si fa, no! È Natale, devi essere buono, bisogna essere più buoni, non puoi!
tutto a Babbo Natale Natale dobbiamo... non ti porta niente. Ecco. Mi porta... Me lo porta. Il torrone. Me lo porta, me lo porta. Il torrone. Claudio, me lo regali per Natale? Non lo so, arrangia da tutte le parti. Baronessa e te. Arrancio. Un bacio. Un bacio, ciao, alla Dopo, prossima. Dopo ci rivediamo di nuovo. E dove andiamo, Claudio? Dove mi porti? Ti porto con me. Disse il lupo a Cappuccetto. Ciao. Ciao.